Dalla colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza all'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco passano pochi minuti in una mattina che a Porto Buffolè fa temere il peggio. Le sirene dei pompieri viaggiano in direzione zona industriale e in poco tempo il passaparola nel piccolo paese corre, perché ad essere aggredita dalle fiamme è un'azienda molto nota, la Nikos, che tra la sede trevigiana e quella di Prata di Pordenone dà lavoro a 150 dipendenti. Fiamme nella ditta che in via Bastie produce lavabili, piatti docce e vasche da bagno. Fiamme in un edificio con all'interno resine, vernici, materiale plastico usati per la produzione. L'incendio fino adesso sulla zona produttiva non l'ha presa, abbiamo problemi normali per lo spegnimento della guaina sul tetto, stiamo provvedendo. Per il momento abbiamo tutte le forze disponibili, squadre di Pordenone, di Treviso, volontari Gaiarine e anche di Sacile e distaccamenti vari. L'incendio scoppia poco dopo le 11:15, a quanto pare durante i lavori di manutenzione e pulizia per il fine turno. Cause tutte da definire. L'allarme tra i dipendenti è immediato e consente ai vigili del fuoco di riuscire a circoscrivere il rogo pur se con difficoltà. La buona notizia è che tra i dipendenti presenti nessuno è ferito, ma i timori non mancano. Il primo è che i liquidi infiammabili potrebbero innescare scoppi o esplosioni, ma il pericolo viene scongiurato presto, prima che si presenti il secondo ostacolo. Il problema è la guaina sul tetto. Cosa potrebbe provocare? Fuoco, fiamme, percolamento sul materiale sottostante. Si lavora incessantemente mentre nelle vicinanze dell'area si accalcano numerose persone, la maggior parte operai della stessa azienda, ma anche di ditte vicine o semplici residenti. Troppo pericoloso, tanto che la zona viene resa off limits dagli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco. Dispiace per quello che è successo, è un'azienda importante del territorio, per fortuna so che non si è fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Con il passare delle ore il super lavoro dei vigili del fuoco dà i suoi frutti e anche la situazione della guaina viene risolta. ARPAV è stata nel frattempo allertata per rilevare un eventuale inquinamento dell'aria, ma il sindaco è ottimista e per il momento non vengono emanate ordinanze. Al centro di Porto Buffolè sinceramente non si sente niente, per fortuna, perché l'aria tirava verso Fontanelle, quindi non verso Porto Buffolè. Quindi da questa parte abbiamo solo fabbriche, non abbiamo neanche abitazioni, quindi il problema, diciamo, è relativo se resta in questa area.